Amici di Directa Sport, benvenuti al Pallarestivo di Cagliari. Poco più di 2 minuti alla palla 2 per questa 10ª giornata del girone sud del campionato di Serie A2 di basket femminile. La Virtus Cagliari ospita l'E-Work Faenza per questa giornata di campionato alla ricerca di una vittoria che manca dal 3 novembre, il 69-64 proprio qui contro Livorno. Faenza invece reduce da ben 5 vittorie consecutive che l'hanno lanciata al terzo passo dalla Spezia, che tra l'altro ha battuto all'inizio di questo filotto, che proverà a proseguire anche qui al Pallarestivo la squadra allenata da coach Paolo Rossi. Ancora un minuto abbondante prima che i due arbitri possano dare inizio a questa sfida, con il Pallarestivo pieno di tifosi pronti a supportare la squadra di Iris Ferrazzoli, che deve assolutamente cercare di ritrovare, di mettere perlomeno in difficoltà Faenza dopo la sconfitta subita a San Giovanni, 63-44, la seconda sconfitta consecutiva per la squadra cagliaritana. Faenza invece, come dicevamo, ha raggiunto la quinta vittoria nell'ultimo turno contro Ninco Basket, 70-64. In evidenza la Suenbacher con una doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. E Virtus inizia in questo momento con la 2 vinta da Faenza, ma la poi esce di quel possesso per la prima chance. La rimessa già battuta per Brunetti, poi il tentativo di layup e subito 2 punti per Giorgeva. Prova a partire in transizione, ma c'è il recupero di Zolfanelli, subito altissimi per la Virtus qui, che va a cercare nell'angolo ancora Giorgeva, che prova e trova 2 tiri liberi. Subisce il fallo la giocatrice bulgara, quindi potrà andare in lunetta. Subito forte partita la Virtus qui, anche una brutta palla persa però sulla rimessa da parte della squadra ospite. Corto il primo tiro libero di Iva Giorgeva, realizza invece il secondo. Pressione altissima della squadra di ad uscire in qualche modo Morisiani, che qui trova poi già dall'altra parte con Zolfanelli. La Virtus Cagliari che qui trova il passaggio per Brunetti, poi ancora qui a cercare Pellegrini, fermata sotto canestro. Possesso però resta per la Virtus, una rimessa che andrà a battere la stessa Pellegrini, capitano, con 23 qui a cercare il tiro dalla media distanza, mandato a bersaglio da Federica Brunetti. 5-2 punteggio. Qui prova ad attaccare la difesa schierata adesso Faenza con il pallone in mano a Morisiani, poi si va da Franceschini, adesso la palla per Franceschelli sull'angolo, nell'angolo il tiro con l'arresto che non trova neanche il ferro, quello tentato dalla Suenbacher. Come dicevamo, doppia nell'ultima sfida. Qui c'è il quasi recupero da parte di Faenza su questa transizione. Intanto il Suenbacher lamenta probabilmente un problema che ritarda la rimessa che andrà a effettuare Martina Zolfanelli per la Virtus. Eccola qui la palla per Boneva, poi ancora il tentativo, ma c'è il fischio contro ancora la difesa di Faenza, con Zolfanelli che ha conquistato un fallo, il secondo conquistato dalla Virtus in questo primo quarto di gioco. Per 8 minuti e 38 secondi sul cronometro. Pellegrini che può attaccare dal palleggio, ancora mano sinistra qui fermate, c'è il recupero della difesa di Faenza, ma recupera nuovamente palla, poi tutta sola sotto canestro, sbaglia clamorosamente però Boneva.
dopo il recupero e l'assist perfetto di Georgieva. Si divora letteralmente il canestro la numero 7 con la Virtus, che però può ancora attaccare. Serie di blocchi che poi liberano Pellegrini fuori dal perimetro. Ancora il palleggio con la mano sinistra da parte della numero 23. Passaggio consegnato, prova ad attaccare il ferro, cerca l'alzata, trova il tabellone. Altri 2 punti per la Virtus che sale sul +5. Prova ancora Faenza ad attaccare la difesa della Virtus, che attacca altissima già dalla rimessa dal fondo per Faenza. Qui ancora prova a mettersi in proprio, bella stoppata di Georgieva su soglia, negarle 2 punti, unica giocatrice a referto finora della squadra ospite. Stoppata importante quella della giocatrice bulgara. Poi ancora Svenbacher qui che prova ad attaccare, qui il passaggio non controlla soglia e infatti c'è il recupero della Virtus con Brunetti che controlla, e poi Dolfalini qui che prova ad attaccare, palla nell'angolo per il tiro da 3, il ferro, la palla che resta lì, sfortunata. Pellegrini con tanto spazio per il tiro da 3, si fa sentire il palarrestivo, viene fischiato però il fallo a Sara Franceschini. Saranno 2 tiri liberi per Faenza, era così la possibilità di accorciare con la sua numero 5. Primo fallo fischiato contro la Virtus, 7 minuti e 31 sul cronometro. Era Franceschini bersaglio il primo dei 2 tentativi. Il secondo si conferma letale, 7 su 8 prima di questa partita dalla lunetta. Qui pressione altissima anche di Faenza, riesce in qualche modo ad uscire nella Virtus che può attaccare in superiorità. Ancora l'assist, stavolta non sbaglia Boneva sull'assist di Georgieva. 9-4, la Virtus risponde presente, pressione su Svenbacher, poi qui cade a terra, rischia tantissimo, vediamo se sì, c'è la palla contesa col possesso che resta a Faenza. Buon possesso difensivo per la Virtus dopo l'errore di Sara Franceschini. A pulire il parquet del palarestivo, si fa sentire il pubblico cagliaritano a sostenere la Virtus davanti 9-4 dopo neanche 3 minuti questo primo quarto di gioco. Ricordiamo 10ª giornata del girone sud del campionato di basket femminile. La Virtus che è partita subito forte, probabilmente non soddisfatto dall'altra parte coach Rossi. Si può finalmente ripartire con la rimessa effettuata su Svenbacher, la restituisce, finta di tiro da 3 da parte di Franceschelli, ancora interrompe il palleggio, poi la palla per Svenbacher che attacca molto bene il palleggio, prova il terzo tempo, trova di mano sinistra 2 punti importanti che portano sul -3 Faenza. Possibilità adesso però per la Virtus con Georgieva che prova a sfruttare un blocco, non c'è il cambio però c'è, libera sotto canestro ma sbaglia ancora Nicole Boneva. Può andare dall'altra parte con Franceschelli che qui però subisce il fallo, parte di Boneva, secondo fallo così anche fischiato contro la Virtus, con Federica Franceschelli che si incarica di battere, di cercare Svenbacher, poi la palla per Franceschini, mancano pochi secondi però allo scadere dei 24 riesce a trovare 2 punti, a portarsi sul -1 P-Work Faenza. Serie di palleggi da parte di Pellegrini, ancora la numero 23 prova a sfruttare il blocco ma finisce per terra, vediamo se c'è il recupero, c'è la palla persa di Pellegrini. Fischiata adesso, si riprende a giocare Svenbacher
carica lei di gestire questo possesso, prova ad attaccare, non c'è nulla nonostante sia finita per terra Giorgeva. C'è il sorpasso invece con il canestro di Serena Soglia sul 9-10, rischia di restare lì per troppo tempo la Virtus. Adesso riesce con Zolfanelli ad andare dall'altra parte, difesa fortissima quella su Giorgeva, al limite del legale, infatti viene fischiato il fallo. Terzo fallo contro Faenza, che è la miglior squadra per punti segnati nel girone sud, 558. Deve però fare i conti con la difesa della Virtus, almeno fin qui. Qui cerca Boneva di mettersi in proprio, di trovare 2 punti, sbaglia però la numero 7 che tiene vivo il possesso. Pellegrini per Zolfanelli, dall'altra parte Giorgeva pensa per un attimo al tiro da 3, poi prova ad avvicinarsi, non trova neanche il ferro, non riesce a mantenere stavolta buono il possesso Nicole Boneva. Simbacher, difesa schierata per la Virtus, qui ancora prova in qualche modo Faenza, doppio rimbalzo offensivo di Soglia, poi Swinbacher, palleggio, arresto, ancora Soglia, ancora l'errore, stavolta però il rimbalzo è della difesa con la Virtus che può andare in transizione. Zonfanelli, vediamo se riesce a produrre qualcosa, costretto a fermarsi, c'ha tanto spazio per il tiro da 3 punti, secondo ferro. Il rimbalzo difensivo conquistato da Swinbacher che prova ad attaccare subito, poi l'assist e il fallo subito da parte di Soglia. Canestro convalidato e tiro libero supplementare per la numero 14, con la possibilità di allungare sul +4 dalla lunetta. 58% per il numero 14, tiri liberi, che non sbaglia questo tentativo, la possibilità di portare sul 9-13, difesa alta di Faenza, qui se la deve vedere Pellegrini, palle per Ludovica Pilleri, neoentrata, qui però c'è la palla persa proprio dalla neoentrata. Swinbacher qui che chiama lo schema con la pressione subita proprio da Pilleri, poi la palla è per Franceschelli, c'è un fallo lontano dalla palla fischiato contro Nicole Boneva, quarto fallo contro la Virtus. Primo fallo fischiato contro la numero 7 bulgara, qui il pallone a cercare Soglia, non riesce a controllarlo, però troppo complicata la ricezione per la giocatrice numero 14. Adesso Pellegrini qui a battere la rimessa, deve abbassarsi Brunetti, poi Zolfanelli qui rischia la persa. La riconquista Faenza, possibilità di attaccare in transizione con Soglia che appoggia per altri 2 punti, 9-15. Messo la freccia Faenza che prova ad uscire, qui addirittura un'altra palla persa con Pilleri che non controlla il passaggio di Martina Zolfanelli. E serie di cambi per entrambe le squadre. C'è il time out però chiamato dalla panchina della Virtus, piccola pausa per noi.
si può tornare a giocare qui al Pala Restivo. Non è piaciuto il momento della Virtus Cagliari al coach Iris Ferrazzoli. Dopo una buona partenza ha subito Faenza, si è portata sul 9-15. Adesso possesso gestito da Elisa Chiabotto. Qui il pallone per Franceschini. Ultimo tocco però della difesa della Virtus. Franceschelli a cercare una compagna libera, deve tornare dove c'è Lucia Morisani, poi ancora a gestire Franceschelli questo possesso con la palla schiacciata per terra. Un bel assist, un bel canestro quello di Soglia, che va ancora a referto. Migliore fin qui per punti realizzati Pellegrini. Ancora serie di palleggi, prova a sfruttare il blocco, poi alla fine il passaggio per Zolfanelli. Serie di palleggi, poi arresto, la palla fuori per il tiro da 3 punti che non trova neanche il ferro da parte di Giorgeva. Attenzione alla possibilità ora per Faenza di attaccare in transizione, si fa ancora sentire sotto canestro Soglia. 19-9, addirittura sul più 10 con la Virtus che non riesce letteralmente a trovare più la via del canestro in questa seconda metà del primo quarto. Qui prova in qualche modo ad uscire Guila Bogui, alla fine conquista 2 tiri liberi importanti in questo momento per la squadra di casa, con 2 minuti e 51 ancora da giocare prima della fine di questo primo quarto. Rientra però in campo Federica Brunetti. Dall'altra parte c'è spazio per Greta Brunelli. Bersaglio, il primo dei 2 tiri liberi. Invece c'è l'errore con Guila Bogui che qui conferma sua media del 53% in stagione. Qui cerca invece dall'altra parte ancora 2 punti Faenza, c'è il rimbalzo offensivo, la palla che poi viene fatta girare sul perimetro, possibilità di attaccare con il tiro da 3 dal palleggio. Dopo il blocco c'è l'errore, il rimbalzo dopo una serie di possessi sporchi, alla fine riesce, no, non riesce a tenerla in campo Zolfanelli. Altra palla persa per la Virtus che soffre la pressione di Faenza. Campo per Beatrice Baldi. Nel frattempo il parquet del Pala Restivo viene pulito. Può riprendere a giocare, rimessa effettuata, possesso per Chiabotto con 10 secondi ancora a disposizione di Faenza per attaccare, palleggio, arresto e tiro da dietro linea del tiro libero. C'è il rimbalzo, c'è la palla contesa, stavolta il possesso va alla Virtus. Rimessa effettuata, prova ad uscire qui con Giorgeva la Virtus dalla pressione di Faenza, riesce ad arrivare nell'altra metà campo, qui prova a fare tutto da solo la bulgara, poi libera per il tiro da 3 nell'angolo, ma sbagliato da Martina Zolfanelli che aveva spazio. Poi il tentativo, c'è il fischio, però non trova 2 punti, si deve accontentare tra virgolette soltanto di 2 tiri liberi Beatrice Baldi.
bersaglio il primo dei due tentativi, doppiata la Virtus in questo momento sul 10-20. Segna anche il secondo Fanelli, poi Giorgeva, provare Guilavogui sotto canestro, 3 addirittura contro di lei, sbaglia la numero 13, può provare a ripartire proprio con Baldi. Faenza poi pensa per un attimo al tiro da 3, preferisce avvicinarsi, trova 2 punti con il tiro libero supplementare Morisani e prende il largo Faenza, con la Virtus che sta pagando questa seconda metà di primo quarto. Entra da Podda. Qui il rimbalzo conquistato dalla Virtus con Giorgiova che prova a fare tutto da sola in contropiede, appoggia al tabellone, non trova però la via del canestro, possibilità di attaccare in 3 contro 2 e c'è ancora il fischio, c'è ancora il fallo, ancora con Morisani a conquistarsi i tiri liberi. Segna il primo tiro libero Cia Morsiani. Saglio anche il secondo. Di 5-10 il punteggio qui al Palarestivo, con Faenza che ha preso il largo sulla Virtus con Giorgeva. Qui riceve Podda, può mettere palla per terra e portare dall'altra parte del campo la Virtus. Qui nell'angolo Pilleri può provare il tiro, viene però fermata, qui costretta alla finta e trova 2 punti importantissimi Federica Brunetti dopo tantissimo tempo per la Virtus senza segnare, accorciare quantomeno il risultato. Qui trova anche il rimbalzo dall'altra parte, sempre Brunetti, poi palla per Giorgeva che deve solo appoggiare e torna a riaccendersi il Palarestivo. 25-14, ancora 11 punti avanti Faenza. Ancora il passaggio consegnato per Chiabotto che poi prova ad attaccare dal palleggio Giorgeva. Qui buona difesa da parte della numero 6, alla fine il rimbalzo conquistato da Podda, prova con una bella finta ad andarsene Zolfanelli, può attaccare ancora Brunetti, tiro dalla media distanza ma c'è il rimbalzo di Podda, resta lì ultimi secondi, deve tirare, non c'è più tempo, suona la sirena. 25-14 per Faenza, si chiude qui il primo quarto, piccola pausa per noi. Amici di Directa Sport, siamo tornati al Palarestivo, finisce in questo momento la pausa breve tra il primo e il secondo quarto. Faenza avanti 25-14 sulla Virtus Cagliari, si riprende con la rimessa per Greta Brunelli. Si riparte con Chiabotto, ancora per Brunelli. C'è campo anche per Ballardini, capitano della squadra ospite. Qui la difesa forte della Virtus non produce il recupero, ancora Ballardini qui a lottare per terra, a guardare gli arbitri quasi come se volesse il fallo, poi alla fine deve tirare sul scadere dei 24, c'è il rimbalzo della Virtus e poi il fallo subito da Martina Zolfanelli. Dà anche modo alla Virtus di poter respirare. Giorgeva a battere la rimessa, ancora per Zolfanelli che torna dalla giocatrice bulgara, possibilità di attaccare ancora Ballardini, 2 contro di lei, poi alla fine c'è il recupero di Baldi, possibilità di contropiede proprio con il capitano di Faenza che cerca il passaggio, sbagliato però qui l'assist
con il tentativo di trovare una compagna nell'angolo. Manca la giocatrice per effettuare la rimessa, si avvicina Pilleri, costretta ad andare in lunga da Giorgeva, possibilità di attaccare in 1 contro 1. Ballardini riesce in qualche modo a superarla ma non a trovare i 2 punti. C'è però il recupero di Podda che la lascia lì per Giorgeva, palla in angolo per Podda, pensa un attimo al tiro da 3, poi si avvicina, appoggia al tabellone, non trova i 2 punti ma il rimbalzo offensivo, poi il tiro sul secondo ferro da parte di Brunetti. Stavolta il rimbalzo è per Faenza che può attaccare in semi-transizione. Il passaggio per Dall'Olio, in dubbio la numero 3, alla fine oggi gioca. Palla per Chiabotto, vediamo se va a trovare proprio Dall'Olio, ma c'è ancora la difesa, ultimi secondi, direi che non arriva il tiro. Buon possesso difensivo della Virtus, scadono i 24. C'è no, il fischio, il fallo. C'è qualche problema con il tavolo, che erano finiti 24 secondi, è stato fischiato il fallo contro la difesa della Virtus. Infatti adesso il cronometro viene portato a 14 secondi, inizialmente segnava 24, problema risolto con Ballardini ad effettuare la rimessa, intercetta però la difesa della Virtus con Podda, attenzione perché è rimasta fuori Dolfanelli, può attaccare e segnare 2 punti facili. Baldi con Dolfanelli che è rimasta fuori ovviamente per un colpo subito. Per questo probabilmente si ritarda anche la rimessa. Qui non riusciamo a capire se è un problema agli occhi per la numero 9, costretta in ogni caso ad uscire. Colpo al viso subito dalla playmaker di Iris Ferrazzoli, che lascia qui il posto al capitano Laura Pellegrini. La solita Giorgeva, battere la rimessa, provano a liberarsi Pilleri e Pellegrini, si abbassa anche Brunetti che poi la restituisce proprio alla numero 6 che prova ad attaccare Ballardini, poi trova, almeno prova a trovare Podda, non controlla qui la giocatrice classe 99. Adesso Faenza che può attaccare, chiama lo schema, qui pressione forte su Chiabotto che rischia qualcosa vicino alla linea laterale, poi il passaggio per il tiro da 3 punti mandato a bersaglio da Greta Brunelli, prima tripla che permette di andare sul più 16 a Faenza. Qui viene fischiato il fallo alla difesa di Faenza, secondo fallo in questo secondo quarto, 7 minuti e 34 ancora da giocare prima dell'intervallo lungo. Giorgeva, Pilleri, palleggio, va a trovare nuovamente la bulgara che aveva spazio per il tiro da 3, preferisce accentrarsi, poi palla nuovamente fuori per Podda, bel numero che però poi si ritrova nel traffico sola contro 4, palla persa quasi inevitabile. Adesso Faenza prova a far male in transizione con Baldi, passaggio per Brunelli che dopo la tripla prova a segnare anche avvicinandosi al ferro che però sputa il tentativo, qui sfrutta Pellegrini i blocchi, attenzione perché rischia l'infrazione, poi il passaggio per Giorgeva che supera facilmente Ballardini e trova 2 punti importanti per rimettere in vita la Virtus sotto di 14. Chiabotto a chiamare lo schema, palla per Ballardini che deve affrontare la pressione proprio di Pellegrini, sfida tra capitani, poi adesso Ballardini va a trovare Dall'Olio sotto canestro, possibilità per il tiro da 3, stavolta Brunelli preferisce avvicinarsi, palla per Dall'Olio e poi alla fine 2 tiri liberi conquistati dalla numero 3
di Faenza. Prima però il cambio, fuori Chiabotto e dentro Arianna Meschi per quanto riguarda coach Paolo Rossi. La parte è pronta a tornare Dolfanelli, sbaglia Dall'Olio intanto il primo dei 2 tiri liberi. 2-2 la situazione di falli per quanto riguarda le due squadre. Fuori Pilleri, dentro nuovamente Dolfanelli. Dopo il colpo subito al viso può tornare a giocare Pellegrini, scambia ancora con Giorgeva per può qui ancora affrontare Ballardini, finisce per terra ma il possesso resta con Podda, poi prova qui Dolfanelli a cercare subito il canestro. Appena tornata qui, superata la pressione della Virtus da parte di Faenza con Brunelli. Palla che resta ferma, poi torna da Brunelli che riallarga dall'altra parte per Ballardini. Marcati entrambe le due giocatrici, le due lunghe al centro dell'area. Attenzione perché scadono ancora una volta i 24, stavolta non c'è il fallo che era stato fischiato precedentemente alla difesa della Virtus. Buona difesa parte della squadra cagliaritana con Giorgeva che qui deve trovare, riesce a trovare una compagna Pellegrini. Vediamo se può attaccare la difesa che non si è ancora ben posizionata. Attenzione al raddoppio, Podda ancora spazio per la tripla, preferisce avvicinarsi, usare il fisico per attaccare, ma c'è alla fine la palla persa con ancora qui però dall'altra parte il buon ritorno difensivo di Brunetti che la recupera, la dà Dolfanelli, terzo tempo, e trova 2 punti appoggiando al tabellone. 18-31, ancora molti punti da recuperare per la Virtus che prova a restare in partita, rischia la palla persa Meschi, poi Ballardini, serie di palleggi, la palla per Brunelli che cerca una compagna, trova soltanto le mani delle avversarie che recuperano il possesso, poi va a commettere anche fallo Greta Brunelli dopo il palleggio subito all'avversaria, pronta a rientrare intanto Nicole Boneva, posto di Giorgeva, è stata confermata dopo scorso anno, dopo aver conquistato, essere stata delle protagoniste della promozione del ritorno della Virtus in A2. Dopo gli anni ad Alchero. Ancora Zolfanelli, serie di palleggi, spazio per il palleggio, arresto e tiro ma sbaglia. Attenzione alla palla vagante che viene però riconquistata da Meschi. Possibilità di avanzare per Faenza, buoni ritmi, Ballardini, spazio per il tiro da 3 punti con tantissimo spazio, non sbaglia il capitano di Faenza. Pellegrini sfrutta il blocco di Podda, poi riallarga per Zolfanelli, pallone difficile da controllare, ancora la numero 9, serie di finte, trova il ferro, palla sputata fuori, Boneva la fa sua, subisce il fallo. C'è anche il cambio, fuori Dell'Olio. Torna in campo Soglia, protagonista nel primo quarto. Rimessa Zolfanelli, Pellegrini, palla che torna alla numero 9. Ultimi secondi per attaccare, raddoppiata Pellegrini che deve tirare qui la Virtus, costretta a prendersi il tiro da 3 punti, sbagliato, c'è il rimbalzo offensivo, ma ancora una volta l'errore e poi in qualche modo riesce ad uscire Soglia subendo anche il fallo.
3 minuti e 58 ancora da giocare in questo secondo quarto. Faenza avanti 34-18 sulla Virtus Cagliari. Entra Pisano al posto di Brunetti. Fallito il tap-in per accorciare sul meno 14. Qui chiama lo schema Meschi, poi lo scambio con Brunelli, ancora la palla per la numero 20 che prova a sfruttare il blocco, poi alla fine il pallone che torna a Baldi. 2 punti, 36-18. Qui Pellegrini riesce ad avanzare, attenzione alla Virtus qui, che però lascia rischiarare la difesa della squadra ospite. Pisano, trovata poi il passaggio per Podda, 2 su di lei, subisce il fallo, andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo dei 2 tiri liberi Podda. Bersagli invece il secondo, 19-36 il punteggio, con Podda che poi esce per lasciare spazio a Georgieva. Ancora Meschi, Ballardini, palla per Meschi, serie di blocchi, costretta al cambio la difesa, poi la palla per Ballardini che prova a prendersi un altro tiro da 2 punti stavolta, non da 3, 38-19, prova a scappare sul più 20 la squadra ospite, palla per Zolfanelli, allarga per Georgieva. Ancora Zolfanelli, allarga dove c'è Pellegrini, si prende il tiro da 3 punti, trova solo il ferro sotto canestro, prova a lottare, alla fine riesce ad uscirne Faenza. 4 contro 2, Ballardini la lascia lì per Baldi che subisce il fallo. 2 tiri liberi ancora per la numero 12. Torna Schembacher per Faenza, prima che Matrice Baldi possa tirare dalla lunetta. Primo libero a bersaglio. Sbaglia invece il secondo sul più 20 Faenza, massimo vantaggio. Qui rischia la persa con Iris Ferrazzoli che va ad arquire la sua giocatrice Pilleri. Adesso effettua questa rimessa, palla per Georgieva, possibilità di attaccare Baldi, ancora serie di palleggi, palla poi per Pisano, la palla che danza sul ferro del palla restivo, non trova però i 2 punti, palla nell'angolo, possibilità per il tiro da 3 punti ma non trova stavolta il ferro Faenza con l'airball di Schembacher. Palla per Zanfolini, pensa anche lei un attimo al tiro da 3 punti, poi palla per Pilleri che prova ad andare, calpesta però probabilmente la linea, palla persa. Un minuto e 50 da giocare, rimessa effettuata da Faenza. Schembacher deve provare a superare la pressione di Zanfolini, palla per Soglia, la tiene in qualche modo in campo ma non vivo il possesso perché c'è Georgieva, la più veloce di tutti sul pallone, effettua il tiro probabilmente cercando anche il fallo, non trova né i 2 punti né i liberi, poi alla fine ancora Soglia sotto canestro, prima sbaglia poi subisce il fallo dopo il rimbalzo offensivo. Tiri liberi per la giocatrice S2000 nel giro delle nazionali giovanili azzurre.
Bersaglio il primo tiro libero, 86 punti e 50 rimbalzi prima di questa partita, il suo score. Anda a bersaglio anche il secondo, 41-19, c'è però il fischio, il fallo. Con la Virtus che è in bonus, quindi tiri liberi per Martina Zolfanelli. Provare ad accorciare in qualche modo. Sbaglia però il primo tentativo. Bersaglio il secondo tentativo, 41-20 con Faenza adesso che si affida a Meschi per quest'ultimo minuto e 17. Palla adesso nelle mani di Soglia Ballardini, possibilità di attaccare, finisce a terra, la palla però resta in possesso di Faenza con Soglia che trova altri 2 punti. Pilleri, palla per Zolfanelli, prova a sfruttare il blocco di Sanna, poi il tiro che non trova neanche il ferro cercato da Pilleri, possibilità adesso di attaccare, vediamo se prova il tiro da 3 punti, no, Meschi preferisce avvicinarsi, errore, ma c'è Soglia come sempre al rimbalzo. Immarcabile quest'oggi la numero 14 della squadra di coach Paolo Rossi. Qui Giorgieva contro 2, palla per Zalfoni, qui prova a sfruttare il blocco la numero 9, poi Giorgieva, palla per Boneva, trova solo il ferro ma c'è il rimbalzo di Sanna, ancora qui a lottare la numero 4, Boneva riallarga per Giorgieva, la possibilità di prendersi il tiro da 3 punti sul primo ferro, rimbalzo però di Giorgieva, poi l'ultimo tocco che dovrebbe essere stato di Steinbacher. Dunque rimessa con un solo secondo a disposizione per la Virtus per provare ad accorciare il punteggio prima dell'intervallo lungo. Sanna a battere la rimessa, vediamo chi va a liberarsi per prendersi quest'ultimo tiro. Palla per Boneva, non c'è più tempo però in ogni caso non ha trovato la via del canestro la numero 7 della Virtus Cagliari. Si va all'intervallo lungo dopo i primi 2 quarti, Virtus Cagliari 20, il Work Faenza 45. Pausa per noi, ci rivediamo qui per il secondo tempo tra Virtus Cagliari e Faenza. Decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Directa Sport, siamo tornati qui al Pala Restivo di Cagliari in attesa di iniziare con il terzo quarto la sfida tra Virtus Cagliari e Work Faenza, che vede le ospiti avanti 45-20. Poi un inizio positivo da parte della Virtus
con il massimo vantaggio di 5 punti addirittura sul 7-2, poi Faenza è volato raggiungendo il massimo vantaggio con questo 45-20 con cui le due squadre sono andate all'intervallo lungo. Grande protagonista sicuramente Serena Soglia con ben 19 punti in 11 minuti e 35 giocati. Dall'altra parte la miglior marcatrice è Iva Georgieva, 7 punti, un plus minus di meno 22. Può ripartire con il possesso, verrà dato alla Virtus. Inizia ora il terzo quarto di gioco con subito l'intercetto di Schimbacher, non riesce però a tenere vivo il possesso, soltanto a deviare il passaggio, l'indirizzo di Pellegrini, che batte ora la rimessa a cercare proprio Georgieva. Continua ad incitare la Virtus, il pubblico di Cagliari, nonostante il passivo pesante. Il tiro da 2 punti cercato da Brunetti, può andare però dall'altra parte con Franceschelli. C'è la palla persa da parte di Faenza, un coach Rossi che ha distribuito minuti per tutte le sue giocatrici, tutte le giocatrici a disposizione. D'altra parte invece non sono entrate soltanto Silvia Favento, dunque sembra indisponibile. Intanto il passaggio per Zolfanelli, ultimi 5 secondi, scadere dei 24, deve tirare, non trova il ferro e quindi scadono i 24 secondi, palla persa per la Virtus. Chiama lo schema Schimbacher per lei 2 punti nel primo tempo. Intanto palla schiacciata per terra, sarà quota 21. Serena Soglia è protagonista, come stavamo dicendo, nei primi 2 quarti, segnato questo importante parziale Faenza anche grazie ai suoi punti. Qui Dolfanelli prova a attaccare, ma ancora una volta al limite dei 24 secondi la Virtus prova qui con il tiro che non va a buon segno, 3 contro 1 addirittura per Faenza. Prova a mettersi in proprio Molziani, trova i 2 punti, permettono di andare sul più 29 alla sua squadra. Tenta ad attaccare, spalle a canestro da parte di Brunetti, sbaglia però ancora la numero 15. Poi dall'altra parte invece non sbaglia Franceschini, 51-20. Prova a sfruttare il blocco Zolfanelli, poi ancora Brunetti in aria, sbaglia la numero 15, prova Boneva a recuperare questo pallone, ma il possesso di Faenza con Schimbacher qui che prova ad andare, poi assist qui nell'angolo per il tiro da 3 punti. C'è il rimbalzo offensivo di Soglia che stavolta, grazie alla difesa della Virtus, non trovando altri 2 punti. Adesso spalle a canestro, bel assist, bel taglio e bel canestro di Georgieva, i 2 punti, salire a quota 9 i primi 2 punti della Virtus in questo secondo quarto. Qui Schimbacher supera in palleggio, poi non riesce a trovare il fallo e neanche i 2 punti. Qui bel numero di Georgieva, palleggio, arresto, tiro con il ferro che risputa fuori il pallone, rimbalzo offensivo, ma poi Boneva regala il pallone, ma c'è il recupero di Georgieva da dietro, possibilità di attaccare per la Virtus con la palla per Boneva. Airball, non trova neanche lei il ferro come era capitato ad altre sue compagne nel primo tempo. Il time out per Iris Ferrazzoli è quasi obbligatorio sul 51-22 per Faenza. Piccola pausa per noi. Siamo tornati in diretta dal Pala Restivo di Cagliari
con Faenza avanti 53-22. Preso il largo, squadra ospite, sempre più vicina alla sesta vittoria consecutiva in campionato. La Virtus che prova meno con l'orgoglio a tenere viva questa partita. Palla per Podda che finta il tiro, poi il pallone perso. Vediamo se Faenza accelera con Swinbacher qui. Adesso va da Morsiani, poi palla per il tentativo. Tanto spazio per il tiro da 3 punti con il rimbalzo, poi Podda riesce a difendere questo pallone, allargarlo per Pellegrini, palla per Giorgeva, non può controllarlo la giocatrice numero 6. Altra palla persa per la Virtus. (12) nel primo tempo. State anche in questo terzo quarto. Franceschini qui adesso la palla schiacciata per terra di Morsiani che non trova soglia. Pellegrini non arretra la pressione Faenza, qui recupera un altro pallone importante con adesso il tiro, ma c'è l'errore da parte di Morsiani. Vediamo se riesce in qualche modo a tenere vivo il possesso Faenza. L'ultimo tocco dovrebbe essere di Guila Vugui e quindi rimessa ancora per Faenza, avanti 53-22, 31 punti di vantaggio. Palla qui a cercare soglia sotto canestro e trova ancora 2 punti, un po' nulla. Podda qui raddoppiata Pellegrini, quasi triplicata, riesce in qualche modo Brunetti, poi Guila Vugui la restituisce alla sua compagna, non si chiude nel migliore dei modi il dai e vai tra Guila Vugui e Brunetti. Qui Swinbacher con invece il passaggio troppo lungo per servire soglia, sta dominando sotto canestro. Ultimi 5 minuti del terzo quarto. Qui c'è il fallo di Swinbacher su Georgieva, la rimessa, primo fallo fischiato questo terzo quarto, messa per Georgieva. Pellegrini, allora nuovamente per Georgieva, passaggio di Brunetti per Guila Vugui, poi c'è la pressione alta per provare a recuperare immediatamente il pallone, 3 contro 2, poi si prende il palleggio, arresto e tiro, palla sul secondo ferro, Soglia prende anche questo rimbalzo, cerca altri 2 punti, viene fermata stavolta. Pellegrini prova a superare l'avversaria, poi si mette in proprio, sbaglia il tiro, 2 contro 1, Georgieva contro 2 avversari, passaggio dietro la schiena da parte di Franceschini che forse esagera un po'. Tentativo di trovare soglia in questo contropiede, c'è il fischio, altro time out, altra piccola pausa per noi. Si torna qui al Palazzo Estivo di Cagliari dopo il time out nel terzo quarto, nella sfida tra Virtus Cagliari e Work Faenza. Faenza avanti i 33 punti, 55-22. Nonostante tutto resta pressare alta la squadra di coach Paolo Rossi. Pilleri, palla per Georgieva, pallone per Podda, Brunetti, palla a cercare Guila Vugui, a buona guardia sotto canestro Soglia che recupera questo pallone, poi il passaggio per il tiro da 3 sbagliato da parte di Franceschelli, per rimbalzo per offensivo di Faenza che può con Swinbacher provare ad attaccare. Qui c'è il recupero Guila Vugui, poi perfezionato dalle compagne della Virtus, palla proprio a premiare la numero 13 che trova 2 punti tutta sola sotto canestro, 55-24, 31
punti di distanza tra le due squadre. Qui grande assist di Swinbacher per il taglio di Franceschelli, completamente persa dalla difesa della Virtus. Palla per Podda che mette palla per terra, un palleggio, poi si va da Giorgeva, palla per Brunetti, si torna da Giorgeva, riallarga per Brunetti, si può prendere il tiro, il suo tiro, ne ha segnati diversi nei primi due quarti, sbaglia questa volta il tentativo, poi Swinbacher, un'autostrada per lei, riallarga alla fine, può andare facile da appoggiare al tabellone Sara Franceschini. 59-24, continua a prendere larga Faenza, a non togliere il piede dall'acceleratore la squadra di coach Paolo Rossi. Pilleri con tanto spazio prova a prendere il centro dell'area, cercare due tiri, grande rimbalzo offensivo di Podda che però poi viene stoppata, fermata da Franceschelli. Alla fine arriva anche il fallo, primo contro la Virtus per questo terzo quarto. Rientra in campo Nicole Boneva. Tra Franceschini. Può effettuare la rimessa, qui si libera con forse troppa facilità Chiabotto, chiama lo schema, c'è però la buona difesa da parte di Podda che qui costringe l'avversario ad arrestare il palleggio. Swinbacher però corre in aiuto, poi il tiro che viene sbagliato da Faenza e poi ultimo tocco sotto i tabelloni di una giocatrice con la canottiera nera. Giorgeva, palla per Podda, ancora Giorgeva, l'errore nel passaggio per Pilleri, possibilità stavolta di attaccare, qui cercava probabilmente il fallo. Franceschini il fallo lo commette alla fine su Giorgeva, prende un colpo al volto. Brunelli fa il suo ingresso in campo per l'E-Work Faenza, saldamente al comando di questa partita, anche se Giorgeva prova a dire la sua, riesce in qualche modo ad allargare per Boneva, non corto il tentativo, poi palla vagante, ultimo tocco di una delle giocatrici della Virtus. Minuto e 55 da giocare in questo terzo quarto. Swinbacher supera molto bene in palleggio, poi c'è qui un assist formidabile per Elisa Chiabotto che può appoggiare facilmente per altri 2 punti. Qui c'è il raddoppio, altro recupero da parte di Swinbacher, altro assist perfetto per Chiabotto che può soltanto segnare. 39 i punti di vantaggio adesso. Riesce a superare questa volta la pressione la Virtus con Boneva che prova a trovare qui l'errore però da parte di Ghilavogui. Swinbacher prova un altro assist, quasi a giocare a pallavolo qui la squadra di coach Paolo Rossi. Conquista il fallo. I 2 tiri liberi per Orsiani. Bersaglio dalla Lunetta Morsiani, 66-24. Spazzata via la Virtus con la palla per Pellegrini, serie di palleggi. Boneva,
palla nell'angolo, la possibilità adesso per Guilavogui nel centro dell'area, sola contro 4, sbaglia il tiro disturbato, ancora Faenza che non toglie il piede dall'acceleratore. Swinbacher ancora con una serie di palleggi, prova dopo gli assist a segnare anche lei, trova altri 2 punti, numero 4 Faenza, 68-24, punteggio quasi surreale. Rimessa adesso affidata a Zolfanelli, Pellegrini, la per Zolfanelli, Moneva, Pellegrini, spazio, prova a prenderselo, poi tiro difficile da mettere qui. Guilavogui riesce a trovare 2 punti con fallo, andrà in lunetta la giocatrice numero 13 che accorcia sul 26-68. Ha preso il largo con oltre 40 punti di vantaggio la squadra di coach Paolo Rossi. Pressione ancora alta della Virtus. Swinbacher prova a superare la pressione, ultimi secondi per Swinbacher, vediamo se riesce a prendersi il tiro. No, non c'è più tempo, in ogni caso non è arrivata neanche vicino al ferro il tentativo della giocatrice numero 4. Ci sono ancora 10 minuti da giocare, ma Faenza è veramente più di un passo dalla 6ª vittoria consecutiva. In questo momento il punteggio dice Virtus 27, Faenza 68. Piccola pausa per noi. Amici di Direct Sport, siamo tornati al Palla Estivo di Cagliari, ultimi 10 minuti tra Virtus Cagliari e Work Faenza, con Faenza che ha praticamente la vittoria in tasca, guida in questo momento sul 68-27, ben 41 punti di vantaggio. Sono la sirena, fischia l'arbitro, si può ripartire questi ultimi 10 minuti. Adesso ancora Faenza che prova ad attaccare, qui c'è il fischio contro la difesa della Virtus, in particolare contro Pellegrini. Commette il 4º fallo della sua partita, il prossimo sarà fuori. Rimessa per Meschi, va da Chiabotto, arresta il palleggio, poi non riesce a trovare Dall'Olio, c'è il recupero di Boneva, qui il passaggio per Zaffonelli, ancora Guilavogui cercata al centro dell'area, stoppata però da Morsiani. Si resta lì con 13 secondi a disposizione della Virtus, la palla per il tiro da 3 punti, il ferro però trovata solamente da Giorgeva. Poi il pallone per Brunelli contro Guilavogui, il tiro trova solo il secondo ferro, rimbalzo di Guilavogui. Il pallone poi per Zampelli, ancora Giorgeva che cerca di trovare 2 punti, sbaglia però. Dall'Olio può controllare il rimbalzo, il passaggio qui è l'errore, anche sfortunata qui Morsiani. Poi Zolfanelli cerca di mettersi in proprio, appoggia al tabellone, trova 2 punti. Meschi scambia con Brunelli, ancora Meschi, non ci sono compagne libere, prova a sfruttare il blocco di Dall'Olio, ancora il possesso, pensa un attimo al tiro Morsiani contro Guilavogui, riesce ad avvicinarsi e allo scadere dei 24 riallunga sul 70-29, sconferma squadra micidiale in attacco Faenza. Miglior attacco per punti segnati in queste prime 9 giornate, anche se sarebbe meglio dire 8 partite. Tanto c'è l'errore al tiro e 2 cambi.
per la Virtus. Guila Vogui che muove in panchina, riposo anche per Giorgieva, che ha provato in ogni modo a tenere in partita la Virtus. Meschi, quella che ha trovato meno spazio finora, primi 3 quarti, sono i minuti e 37 prima appunto di questo quarto. Adesso Dall'Olio trova altri 2 punti, 72-29. Pallone per Sanna, che poi la consegna al suo playmaker Zolfanelli. Boneva prova a mettersi in proprio, palleggia, arresto e tiro, solo rete per la numero 7, che accorcia sul 31-72. Qui Brunelli prova ad andarsene, appoggia ancora al tabellone, altri 2 punti, 31-74. Qui il passaggio di Zolfanelli deviato nel tentativo di trovare Boneva. La stessa Zolfanelli che si incarica della rimessa. Pellegrini, Zolfanelli, la palla per Sanna, c'è campo anche per lei, 1 minuto e 37 nei primi 3 quarti. Pellegrini, 9 secondi a disposizione della Virtus, che qui rischia di perdere il pallone. Alla fine se ne esce Brunetti con un fallo subito. Zolfanelli, palla per Sanna. Brunetti, ultimi secondi, deve attaccare in qualche modo, si prende il tiro da 3 punti, trova il ferro, poi il rimbalzo offensivo, si resta lì, c'è un fischio, dovrebbe andare, se viene giudicato un fischio al momento del tiro, sembra di no, si riparte con la rimessa. Entra anche Carla Pisano, 2 minuti e 17 per lei nei primi 3 quarti. Spazio anche per lei in questo finale. Zolfanelli prova una serie di palleggi, ultimi secondi, ancora Zolfanelli, spazio ancora per il tiro da 3 punti di Sanna, che non trova però la via del canestro. Passaggio consegnato per Brunelli, che poi riallarga nuovamente dove c'è Meschi. Serie di palleggi, palla poi per Baldi, attenzione a ultimi secondi per trovare il tiro, si prende il tiro da 3, lo manda a bersaglio Arianna Meschi. Dopo Ballardini e Brunelli segna da 3 punti anche la numero 15, 77-31 il punteggio. Ultimi secondi per la Virtus, che deve tirare, scadono i 24. Palla persa per la Virtus, che qui non ha trovato spazio per il tiro. C'è nuovamente campo per Ballardini, che ha giocato praticamente soltanto il secondo quarto, 10 minuti per le Tondi. Adesso finirà questa partita il capitano della squadra di coach Paolo Rossi. Qui c'è il recupero di Giorgieva, che si fa subito sentire anche sul 77-31. Prova comunque a dare la scossa, ad essere un esempio per le compagne. Qui c'è poi l'errore al tiro di Federica Brunetti, prova a far restare lì Faenza con la pressione alta, riesce però ad uscirne bene la squadra ospite. Ballardini, una decina di secondi a disposizione di Faenza, che trova con questo bel tiro di Brunelli il canestro del 79-31. Qui Pellegrini riesce a controllare dopo il primo momento di difficoltà, stavolta non può invece controllare il passaggio sbagliato, e allora entra anche Michela Conte insieme a Silvia Pavento. Era l'unica giocatrice a essere andata al referto, Pavento però indisponibile.
mentre fa ritorno in campo Franceschelli. 4 minuti e 36 separare Faenza dalla sesta vittoria consecutiva. 48 punti di vantaggio. Ballardini, attenzione qui il cambio dalla parte opposta a trovare Baldi, che poi in avvicinamento non trova i 2 punti. Qui Giorgeva prova a fare tutto da sola, palla fuori per Pellegrini che non guarda neanche il canestro. Palleggio di Pisano che poi viene fermata, e ancora Faenza con Brunelli, palla fuori per Franceschelli. Ballardini, vediamo se si prende il tiro da 2 punti, quello del capitano, come era successo nel primo tempo. Poi al rimbalzo si fa sentire Franceschelli. Adesso sì che sono 50 i punti di differenza tra Faenza e Virtus Cagliari. Pellegrini, Brunetti, bel passaggio schiacciato ma non riesce a trovare Pisano. Franceschelli, Ballardini riesce a trovare Brunelli, si avvicina al tiro sbagliato, il rimbalzo di Conte che poi riapre subito per Giorgeva, prova a superare Ballardini, commette fallo però il capitano della squadra di coach Rossi. Conte a battere questa rimessa, Pellegrini controllare questo pallone, ultimi 3 minuti qui al Palarestivo, una partita che ha poco altro da dire. Conte, il passaggio per Pisano, sbaglia ma c'è Brunetti e un rimbalzo offensivo. 33-81, 48 punti di distacco adesso con Faenza che continua ad attaccare. Ballardini brucia in partenza, poi segna, subisce il fallo, riporta sul più 50 Faenza, la possibilità di fare 51 dalla lunetta per l'ex giocatrice della nazionale, vero totem del basket italiano, nata e cresciuta a Faenza, ha vinto uno scudetto a Taranto, 2 Coppe Italia, una proprio con Faenza e l'altra con Taranto, 2 Coppe Ronchetti, poi in nazionale con 188 punti in 92 partite ha conquistato l'argento a Tunisi 2001. Tanto qui ancora la Virtus che prova ad attaccare, conquista 2 tiri liberi. Stiamo dicendo di Ballardini, anche loro a Pescara per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Adesso sta provando a riportare Faenza in Serie A, insegue Campobasso e La Spezia. In questo momento 2 squadre avanti di 2 punti in classifica. Qui va a bersaglio Federica Brunetti, li segna entrambi. 84-35 il punteggio sul tabellone del Palarestivo. Gira il pallone sul perimetro Brunelli, poi qui va a vuoto Pellegrini, 2 punti facili per Franceschelli sotto canestro sul più 51. Adesso nuovamente Faenza, Giorgeva, il passaggio per Brunetti, riesce in qualche modo a segnare anche stavolta. Punteggio ormai decisamente compromesso, qui cerca addirittura e trova la stoppata, poi il rimbalzo della stessa numero 15 che prova ad andarsene in palleggio. Palla per Conte, il passaggio per Pellegrini,
ultimi 10 secondi. Conte, qui bel passaggio per Giorgeva, poi la riapertura Pellegrini, Pisano, ancora Conte, ultimi secondi, deve tirare, viene però fermata, la palla non raggiunge il ferro, scadono i 24 secondi, ultimo minuto 22 secondi ancora da giocare. Faenza, Ballardini che aspetta il movimento di una delle compagne, poi la palla è per Franceschelli. L'olio, qui c'è l'intercetto, viene commesso fallo da parte di Michela Conte. Ha già giocato 2 minuti Michela Conte in questa stagione, in questo campionato, aveva già avuto modo di fare il suo esordino a 2. Qui intanto l'intercetto da parte di Brunetti, che però lascia il possesso a Faenza. 11 secondi per attaccare, con Ballardini si incarica di battere questa rimessa. 57 secondi invece alla sirena di questa partita. Qui perde il pallone Brunelli. Conte, Giorgiva scambia ancora con il numero 34, poi palla per Pellegrini che finisce raddoppiata e finisce anche col perdere il pallone, se non fosse che poi sul tocco di Baldi la palla esce. Dunque il possesso resta alla Virtus. 45 secondi, 49 punti di distacco tra le due squadre. Prova a rendere meno amaro si può rendere questo possesso, ma qui Carla Pisano commette infrazione di passi. Altra palla persa. Brunelli chiama lo schema, ultimo possesso per Faenza, qui cerca di attaccare, trova il fallo, riparte con la rimessa. Quarto fallo fischiato contro la Virtus in questo quarto 4-4 il conto dei falli. Caguila Vogui al posto di un'esausta Pellegrini. Ballardini, 14 secondi, con 9 secondi di distacco dall'Olio. Qui sbaglia il tiro Conte, resta la pressione alta, rischia la palla persa Conte, palla che viene persa, poi c'è il raddoppio. Vediamo se Faenza vuole chiudere con Ballardini, che non si aspetta probabilmente questo passaggio, sbaglia la ricezione, non riesce a segnare. Vediamo se questi 11 secondi si giocheranno ancora. Sembra di sì, visto che Faenza non molla con la pressione alta. Ghilo Vogui non si riesce a trovare l'ultimo canestro, con Conte che cerca i suoi primi 2 punti in A2. Suona adesso la sirena, finisce così il Work Faenza, spazza la Virtus Cagliari con 49 punti di differenza, 37-86 il punteggio finale. A Roberto Carta per Directa Sport è tutto, il ringraziamento anche a Mattia Zeni per la realizzazione delle immagini. State con Directa Sport per seguire le nostre dirette, il nostro palinsesto del weekend, che vede anche il futsal femminile, oltre al basket femminile, nella gara del basket femminile a cui abbiamo assistito anche oggi. Ricordo ancora un'ultima volta il punteggio: Virtus 37, il Work Faenza 86. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.